presentare. Eccoci qua. Allora, abbiamo lasciato Ugo Giollo, adesso ha preso il suo posto Paola Fungensi, ben arrivata, segretaria organizzativa SPCGIL Padova. Grazie di essere qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, però vorrei partire con Palma Sergio, CGIL Padova, per fare un po' il punto su queste iniziative, queste manifestazioni, anche sul territorio padovano, ma non soltanto naturalmente, e la valenza che vengono ad avere, quindi chi siete riusciti anche a interpellare, qual è il messaggio, magari le persone hanno visto anche qualche cosa, però non hanno ben capito di che cosa si tratta, quindi a lei l'arduo compito. Sì, allora noi unitariamente, quindi insieme a CISL e WIL sul territorio ci siamo messi assieme e in base anche a ciò che poi sarà detto più nello specifico dalla Paola, quindi tutte queste segnalazioni che sono arrivate ma che viviamo anche noi da cittadini tutti i giorni quando ci approcciamo al sistema salute. E abbiamo deciso di fare un percorso per rendere consapevoli le persone, quindi far crescere questa consapevolezza su ciò che sta accadendo nel nostro territorio. E l'abbiamo voluta proprio chiamare così, staffetta della salute. Salute intesa nel senso di presa in carico da parte del sistema pubblico della persona nel suo insieme, quindi nei suoi bisogni sia sociali che sanitari, perché la salute è questo. Quando noi parliamo dell'articolo 32 della Costituzione, non è che dice diritto alla sanità, ti dice diritto alla salute, dove dentro c'è appunto tutto questo. E quindi abbiamo organizzato il lancio che è stato fatto il 6 di giugno con un presidio, un sit-in e volantinaggio, abbiamo fatto anche una conferenza stampa in via Scrovegni davanti alla sede dell'USL di Padova, che tra l'altro è la più grande USL del Veneto se non dell'Italia, ecco. E quindi ha un significato ben preciso. E da lì siamo partiti poi con delle assemblee, ne abbiamo già fatte 3, la terza l'abbiamo fatta ieri sera nel comune di Vigonza, per parlare appunto alle persone, quindi sono delle assemblee pubbliche che noi facciamo aperte alla cittadinanza. Accanto a questo percorso di assemblee, quindi non solo di informazione, di presa di consapevolezza, ma anche di recepimento di quello che sta accadendo ai cittadini sul territorio, sono stati organizzati anche dei sit-in, quindi dei volantinaggi che andranno avanti per tutto il mese di giugno e anche per tutto il mese di luglio, con l'idea a metà di luglio di un'iniziativa pubblica unitaria di CGIL, CISL e WIL per fare un po' il punto della situazione. È un percorso che è di lungo respiro e che prevede appunto questo, rendere i cittadini consapevoli di ciò che c'è sul territorio. Parto da un presupposto che è questo, noi lo diciamo continuamente nelle assemblee, cioè sia la sanità che la scuola pubblica praticamente sono i cardini della cittadinanza, per cui una persona è un cittadino. E quindi per questo è importante determinare questo percorso di consapevolezza, perché ci siamo resi anche conto di una cosa, che c'è anche un senso di rassegnazione molte volte, no? Soprattutto quando poi si parla di sanità, una persona per cui quando si parla di salute, di bisogni, le persone vanno alla ricerca di avere una risposta, la risposta non arriva o arriva tardi, perché noi abbiamo insomma le liste di attesa che sono lunghissime. Il Covid in questo non ci ha aiutato, ha messo in evidenza la crisi di un sistema, ma l'importanza nello stesso momento del sistema pubblico, del servizio pubblico per quanto riguarda sia la sanità che il sociale. E questo cosa determina? Determina appunto che le persone rinunciano poi anche alla fine di curarsi, perché se non ho risposte, se devo migrare, quindi fare chilometri perché mi danno la prestazione da Padova, magari me la danno da un'altra parte, a Piove, a Cittadella devo fare chilometri, sono una persona fragile, ecco perché poi dobbiamo anche interrogarci su questi fenomeni, sull'invecchiamento della popolazione, sulle epidemie, sulla pandemia come è stata quella del Covid, sul disagio che hanno le persone
persone. E, insomma, ci sono tutti questi aspetti che noi portiamo all'interno delle assemblee e ripeto, sono delle assemblee che ci danno un ritorno di consapevolezza che sta crescendo. Non dimentichiamoci che proprio per una crescita di consapevolezza della popolazione noi siamo stati autori tutti quanti assieme di una riforma sanitaria nel 1978, che era la 833, sì, dove appunto si andava ad affermare il dettato costituzionale di universalismo, di solidarietà, di prestazione, quindi indipendentemente dal ceto sociale della persona, indipendentemente dalla propria condizione di credo, di posizione politica e quant'altro, determinando quindi una effettiva uguaglianza nei confronti delle persone. Ecco, tutto questo un po' alla volta in questi anni è venuto meno, sta avvenendo meno ulteriormente e abbiamo visto prima, cioè prima Ugo parlava dei tagli che ci sono stati in questi anni alla sanità, 37 miliardi di euro in meno. Infatti abbiamo anche per i servizi. Eccolo qua vediamo ecco, bene i tagli. Noi andremo nel 2026 con delle risorse che prevedono il 6,2% del PIL, che è il più basso in assoluto rispetto agli altri paesi europei. Quindi questo per noi è molto preoccupante sia in termini generali che specifici. Quindi, come dicevo prima, la riforma sanitaria che c'è stata nel 78 è stata proprio la riforma dei lavoratori, delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi bisogna che ci sia questa crescita che vediamo che c'è di consapevolezza. Per questo motivo come CGIL, CISL e UIL ci siamo messi insieme anche per spiegare cosa succede da un punto di vista di riorganizzazione della medicina, per esempio territoriale, nel nostro territorio, visto che è stato emanato un decreto, il decreto ministeriale 77, sono termini tecnici, ma che va a riguardare la riorganizzazione delle prestazioni, quindi delle prestazioni sanitarie territoriali. Certo. E anche là noi stiamo dicendo, guardate, nel 2026 devono essere fatte nella nostra provincia, noi parliamo per Padova, certo, che però è emblematica, le case della comunità, che sono praticamente previste dal PNRR. Ecco, del PNRR, che sono un rafforzamento del distretto, perché a mio parere questa è l'ultima occasione che noi abbiamo per rafforzare appunto quel presidio territoriale che è il distretto, e le case delle comunità sono parte di quel rafforzamento. Però il problema che l'avete evidenziato tra l'altro anche voi è quello relativo, al di là della costruzione fisica dove è necessario, ci vogliono le persone, ci vuole il personale, perché se noi costruiamo tante scatole vuote, vabbè, che bello, però alla fine io il servizio ai cittadini non glielo do e sono punto e a capo, perché all'interno sono previsti professionisti, sia medici, quindi dovrebbero esserci dentro le medicine di gruppo integrato, dovrebbero esserci dentro anche gli assistenti sociali, per cui anche certo, i comuni entrano a far parte di questa presa in carico della salute del cittadino. Quindi una cosa che vede un coinvolgimento. C'è un messaggio: bravi per l'informazione corretta che date ai cittadini, parlate di cose che danno fastidio ai grandi, l'attività dello SPI è veramente utile, grazie. Il nostro telespettatore. Sì, è quello che noi stiamo cercando di fare con queste assemblee, andando anche a dire le cose come stanno, cioè che c'è anche una responsabilità politica di programmazione di quelle che è la formazione del personale che poi dovrebbe accedere quindi a questi servizi e garantire i servizi alle persone. Quindi le responsabilità sono ben chiare, noi ce l'abbiamo in testa.
Però Certo. questo cosa vuol dire? Che ci arrendiamo? No, noi non ci arrendiamo. Anzi. E stiamo facendo appunto questo percorso che nel nostro territorio ha un valore aggiunto, perché lo stiamo facendo insieme a CISL e WIL, che ci stanno credendo anche loro in Certo. questo percorso. Dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo la slide però dove indica Cittadella 16 giugno, dove si troveranno questi presidi: 9:30, 10:30 Distretto Alta Padovana, 11-12 all'ospedale, Monselice, il 26 all'ospedale di Schiavo, eccole qua. No, la slide successiva, perché appunto queste sono, eccole qua, queste, quindi eventualmente se voi cari telespettatori guardate, siete di Campo San Piero, sapete che dalle 9:30 alle 10:30 il 14 luglio all'ospedale di Campo San Piero ci sarà un presidio. A Padova il 28 luglio dalle 10 alle 11 casa di riposo con Figliacchi e via dicendo. Sono indicate una dopo l'altra quelle che sono le location che sono state scelte per il presidio e anche le fasce orarie. Torneremo con questa slide in modo che possiate vedere meglio. Andiamo subito però in pubblicità, poi ritorniamo insieme con la nostra segretaria invece di Padova.